la potabilità dell'acqua che viene erogata non ci sarebbe. Non sarebbe cioè potabile l'acqua, malgrado l'ultimo comunicato del Comune che fa riferimento ad un altro comunicato, quello dell'AICA, secondo i quali non c'è stato nessun problema, tanto che le ordinanze sindacali verranno, dicono, revocate. E mentre la confusione cresce, a Fontanelle, in un condominio, le analisi eseguite per conto proprio hanno stabilito che l'acqua delle vasche è inquinata. Ieri abbiamo parlato di telenovela. Oggi è forse il caso di chiedere un intervento dei magistrati di via Mazzini, perché a questo punto soltanto la magistratura riteniamo possa dare una mano ai cittadini giustamente preoccupati, per sapere una volta e per tutte la verità su questa storia che comincia a puzzare, forse più della stessa acqua. La gente ha diritto di sapere e se nessuna delle autorità preposte è in grado di dare risposte chiare, è il caso che a scendere in campo sia proprio la Procura della Repubblica.